Da oggi, con l'assunzione di questo ruolo importante che mi hanno dato i militanti, io dico basta le correnti, basta le baruffe, c'è bisogno di una grande unità, una grossa spinta per ripartire e per portare la provincia di Venezia ai livelli che gli sono consoni. Dopo un'interminabile stagione di conflitti interni che ha visto precipitare il numero di iscritti in provincia di Venezia, unità è la parola d'ordine del nuovo segretario leghista Sergio Vallotto. Eletto ai ballottaggi con 80 voti su 146, dichiara di voler chiudere col passato e apre le braccia ai sostenitori dello sfidante Renzo Famengo. Non sono avversari, sono leghisti, sono amici miei, non c'è nessun tipo di frizione, sono state sanate le divergenze e quindi si lavorerà assieme, in primis con Renzo Famengo che è stato il mio sfidante al ballottaggio, ci siamo stretti la mano, c'è stato con un abbraccio, quindi credo che non ci saranno problemi su questo campo, lavoreremo tutti per ricompattare la Lega Venezia. Unità da cui saranno però esclusi i fuoriusciti di prima il Veneto, ai quali il 58enne ex vice sindaco di Noale chiude definitivamente le porte. Hanno fatto una scelta di uscire dal movimento e quindi credo sia molto difficile oggi fare altri ragionamenti oltre a questo. Tra i nodi che la nuova segreteria leghista dovrà affrontare quello della città metropolitana e della complicata alleanza col sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sono eletto da 24 ore, mi lasci un attimo il tempo di capire le cose, vediamo, io credo che un percorso, una strada si possa trovare, certamente qualche cosa dovrà essere presa per mano e un ragionamento serio cercherò di farlo con il sindaco Brugnaro.